oggi è un momento importante, una manifestazione che vede tanti agrigentini per una migliore sanità. Anche la Chiesa è scesa in campo tra quelli che organizzano la manifestazione. In Italia c'è certamente una emergenza sanitaria. Il Servizio Sanitario Nazionale è uno strumento importante per evitare, dal mio punto di vista, quella che Papa Francesco chiama la cultura dello scarto, perché se la sanità pubblica va in sofferenza si creano di conseguenza discriminazioni. Allora una sanità pubblica, un servizio sanitario nazionale che quindi si rivolge a tutti gli uomini e le donne di questa nazione, che non predispone, non prevede interventi nei territori, in qualche modo offende la dignità della persona. Certo. E allora la presenza della comunità ecclesiale è importante per dire che la persona deve rimanere sempre al centro non solo dell'atto singolo, ma della programmazione. Cosa faremo domani? Noi siamo a favore di un perfetto funzionamento delle nostre aziende sanitarie e quindi accettiamo e vogliamo collaborare con tutti quelli che possono dare una mano ed evitiamo soprattutto dall'alto quella che sembra essere una decisione, tanto a Roma quanto a Palermo, di privatizzare la sanità. Continuo a dire che la sanità è un diritto e i cittadini non dovrebbero pagare per farsi curare. Si aspettava questa manifestazione, questa adesione oggi, o si aspettava di più, Don Mario? No, intanto siamo già un buon numero, vedremo alla fine quanti saremo. Come ho detto prima, non è un problema solo di sindacati e di Chiesa, ma è un problema che dovrebbe stare a cuore di tutti i cittadini e quindi mi auguro che ci siano quanti e più cittadini possibile. Purtroppo abbiamo un pronto soccorso completamente negativo ad Agrigento, uno delle pecche, ma non solo Agrigento ma anche tante strutture di tutta la provincia. Noi puntiamo a sollecitare o a che si svegli la struttura commissariale che in periodo di Covid ha ricevuto dei comandi chiari, e cioè di ristrutturare i pronti soccorso, e ci sono diversi soldi che potrebbero essere spesi che ancora non vengono spesi. Questo permetterebbe non solo di migliorare le strutture, ma di permettere alle utenze e quindi ai cittadini di avere delle attese meno esodali e meno lunghe e soprattutto un intervento da parte degli operatori di qualità. Più sono stressati i nostri medici e i nostri infermieri, meno possiamo essere sicuri di avere un servizio di qualità. E che sia chiaro, noi siamo a favore dei nostri medici e dei nostri infermieri, siamo accanto a loro anche e soprattutto nelle emergenze. Il Servizio Sanitario Nazionale, così come lo abbiamo ereditato secondo l'articolo 32 della Costituzione, ce lo stanno sfilando. Anno dopo anno tagliano i fondi a disposizione, giorno dopo giorno vediamo noi i reparti chiudere. Ad Agrigento abbiamo il 40% del personale in meno rispetto alla dotazione organica. Ci hanno abituati ad andare nel privato, oggi la grande crisi economica, gente che lavora e che è povera non si può più permettere di andare al servizio privato pagando di tasca. Per cui da Agrigento parte un grido di allarme al governo regionale e nazionale per dire che non ci stiamo alla scelta politica che i nostri governanti hanno fatto di privatizzare il servizio. Non c'è cittadino che la mattina abbia bisogno del servizio sanitario nazionale che trova le porte chiuse. Dalla medicina del territorio, dove ogni anno ogni medico che va via chiudono un distretto di base, a continuare con i servizi amministrativi. Per un certificato da un paese della provincia devono recarsi ad Agrigento. Non parliamo della crisi nei pronti soccorso e che quindi dobbiamo sacrificarci persino nella prevenzione. Ci hanno insegnato che la prevenzione è la migliore cura. Oggi non possiamo più prevenire le nostre malattie. Intanto le numerose presenze di questa mattina sono la migliore risposta a chi in queste ultime ore ha sperato che questa manifestazione potesse fallire.
e tra quelli che ci speravano ci sono anche i responsabili di alcuni disservizi della sanità pubblica. Noi in questo modo intendiamo protestare contro una strategia strisciante che vuole depotenziare la sanità pubblica a vantaggio di quella privata. È una deriva inarrestabile davanti alla quale non si poteva rimanere inerti. Per questo motivo, come cartello sociale, come ufficio di pastorale sociale della Chiesa agrigentina, come sindacati, CGIL, CISL, abbiamo deciso una giornata di mobilitazione popolare al termine della quale presenteremo un documento a Sua Eccellenza il Prefetto che contiene le ragioni di questa protesta. Preciso altresì che non siamo soli in questa protesta perché in questi giorni 39 città italiane hanno portato avanti delle manifestazioni simili a quella nostra, per cui continueremo questa battaglia e non ci arrenderemo davanti a un disegno che è veramente possiamo dire molto negativo nei confronti della popolazione, ma soprattutto delle fasce più deboli della popolazione. Credo che deve essere l'interesse di tutti. Il diritto alla salute è un diritto sacrosanto e oggi lo ribadiamo perché non ci stiamo. Il sistema sanitario della nostra regione Sicilia, il nostro territorio nel corso degli anni è andato indietro e con investimenti sbagliati, tagli verticali. Tutto questo ne subiscono le conseguenze naturalmente gli utenti e tutto il personale sanitario che deve sopperire alle inefficienze organizzative e anche degli investimenti. Oggi siamo qua tutti insieme per ribadire il fatto che non desideriamo essere trattati da terzo mondo, desideriamo essere trattati da europei, vogliamo essere curati ad Agrigento come a Milano e non dobbiamo portare i nostri conterranei ad andarsi ad curare in altre regioni, dobbiamo rimanere qua in modo che le cure siano accessibili per tutti. Ci aspettavamo questo consenso, questo è il grido di rabbia che tutti gli agrigentini hanno nei confronti di una mala sanità, di ogni giorno vivere nei disservizi che ci riservano sia la politica che l'ASL. Non possiamo continuare, quindi oggi chiediamo di invertire la rotta, chiederemo a gran voce di invertire la rotta, vogliamo dei pronto soccorso che possano salvare le vite e non togliere le vite, chiediamo che si possano fare degli accertamenti diagnostici con la sanità pubblica e non rivolgendosi al privato. Quindi oggi questa è Agrigento, questa è la provincia che manifesta per avere una sanità migliore. Noi ci siamo, il cartello sociale ci mette la faccia, gli agrigentini ci mettono la faccia. Sul tema della sanità oggi è una vera e propria emergenza nella nostra regione. Pronti soccorsi che sono sempre più al collasso, lunghe liste di attesa, la gente che deve decidere se mangiare o curarsi, il fatto che vi è una medicina del territorio che si sta sempre di più sgretolando, questa è una vera e propria emergenza. Il fatto che oggi un territorio importante come quello agrigentino, che in virtù della sua condizione anche del viaria, delle condizioni di mobilità, ha messo in campo un cartello così ampio per protestare e mettere al centro i bisogni dei cittadini e delle cittadine è un fatto straordinariamente importante. La politica non può sottovalutare il grido d'allarme che parte da Agrigento e che io ritengo debba davvero cambiare l'agenda politica di questa nostra regione. Da qui nuovi investimenti, da qui la necessità di stabilizzare il precariato, da qui la necessità di costruire una rete di medicina del territorio sempre più necessaria e soprattutto non svuotare i reparti, non svuotare gli ospedali di questo nostro territorio.